Straordinaria guarigione operata da un'immagine miracolosa di Saint Charbel. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Saint Charbel, detto anche il Padre Pio del Libano. È vissuto tra il 1828 e il 1898 presso l'eremo dei Santi Pietro e Paolo nel monastero dei padri dell'ordine libanese maronita ad Annaia, appunto in Libano. Saint Charbel condusse sempre una vita all'insegna della mortificazione, della penitenza, della preghiera e del duro lavoro nei campi e fu sempre caratterizzato già in vita da una fama di santità. Innumerevoli sono i miracoli che egli ha compiuto subito dopo la morte e innumerevoli sono i fenomeni miracolosi che riguardano la sua salma e la sua persona. La tomba di Saint Charbel trasuda un olio miracoloso e a riguardo di questo olio, diciamo ecco che una boccetta ecco di olio che è stato benedetto presso la tomba di Saint Charbel, la potete trovare presso i padri maroniti di Roma. E chiaramente, essendo che insomma questi padri fanno di tutto per insomma garantirci questa importante questo importante segno di grazia come l'olio di Saint Charbel, sarebbe bene insomma fare loro a una piccola offerta a scelta, insomma, ciascuno secondo la propria iniziativa e le proprie possibilità per ricompensare questi padri del grande lavoro che fanno procurandoci l'olio miracoloso di Saint Charbel. Il miracolo che sto per raccontarvi è legato ad un'immagine miracolosa di Saint Charbel. Forse non tutti sanno che subito dopo la sua morte accaddero dei fenomeni straordinari, oltre guarigioni inspiegabili di coloro che recitavano preghiere davanti alla sua immagine. Accadde anche che una volta venne scattata una foto in prossimità della tomba di Saint Charbel e nel momento in cui la foto venne sviluppata, tra i presenti apparve una sagoma, un volto di un uomo di una certa età con la barba, i baffi, insomma i capelli di color bianco e questa foto costituisce un'importante testimonianza del volto di Saint Charbel, perché fino a quando egli rimase in vita nessuno gli scattò mai una fotografia. Abbiamo di lui solo foto del momento in cui appunto fu composto, no, nella bara. E quindi una foto di Saint Charbel da vivo noi non la possediamo, però è apparso miracolosamente proprio mentre si stava scattando una foto nei pressi della sua tomba e questa immagine miracolosa di Saint Charbel, frutto proprio di un prodigio, è al centro del racconto che vi sto per fare, di uno straordinario racconto di guarigione inspiegabile da un brutto male. Prima di procedere, per dirvi un po' come si sono svolti i fatti, tengo a precisare che è necessario, quando si sta male, andare dal medico e seguire tutte le prescrizioni del medico riguardo alle cure prescritte dalla medicina tradizionale, e che le preghiere e la devozione ai santi devono essere un di più che una persona fa, ma è necessario sempre scrupolosamente attenersi alle terapie prescritte dai medici. Detto questo, vi racconto il grande prodigio operato da questa immagine di Saint Charbel che state osservando e che vi prego di salvare, in qualche modo di farvi stampare
e di mettervela anche voi sotto il cuscino e di pregare fervorosamente, perché sto per raccontarvi una storia che ha dell'incredibile. Il miracolo riguarda un giovane di soli 17 anni, egli era originario del Libano, ma i suoi genitori poi si erano trasferiti in Venezuela, nel Sud America. E questo ragazzo di soli 17 anni era in piena salute fino a che un brutto giorno notò delle macchie rosse sulle sue gambe che purtroppo degli accertamenti indicarono essere il segno di un gravissimo male al sangue e che avrebbe lasciato a questo ragazzo soltanto 6 mesi di vita. Ecco che iniziarono i ricoveri, chiaramente nella disperazione dei suoi genitori, dello stesso ragazzo, e questo ragazzo aveva l'abitudine di tenere sotto il suo cuscino una immagine di Gesù e di Maria e un'immagine di Saint Charbel, che è quella esattamente quella che vedete nella foto, che gli era stata regalata da un suo zio. Quindi ogni sera questo ragazzo recitava il Santo Rosario, diceva la novena e la coroncina a Saint Charbel, finché teneva appunto tutte queste immagini sotto al suo cuscino, in particolare questa miracolosa di Saint Charbel. È chiaro che l'intenzione con cui il ragazzo recitava le preghiere, come tutti i suoi familiari, era quella di chiedere la guarigione di questo brutto male al sangue. A un certo punto, una notte in cui Anna, che questo è il nome di questo ragazzo, stava dormendo nella sua stanza di ospedale, egli era accudito dal padre, era vegliato dal padre, e a un certo punto questo ragazzo ha sentito qualcosa di molto freddo sulla sua schiena e quindi si è svegliato e ha svegliato anche il padre chiedendogli di vedere che cosa fosse. Il padre ha sollevato la giacca del pigiama, la casacca del pigiama di suo figlio per vedere che cosa causava al figlio questo brivido sulla schiena, e a un certo punto il padre ha visto che la foto miracolosa di Saint Charbel si era incollata sulla schiena di suo figlio con del sangue fresco. E quindi allora il padre ha staccato la foto dalla schiena del figlio per vedere quale ferita stava facendo sanguinare il proprio figlio e stava sporcando la foto, ma con sua grande sorpresa si è accorto che la schiena di suo figlio era piena, era priva, totalmente priva di tagli o lividi. E quindi immediatamente è stato avvertito il personale dell'ospedale, anche un sacerdote a cui il padre ha fatto vedere l'immagine di Saint Charbel che potete vedere nella foto, che portava sangue fresco. E i medici hanno constatato, dopo ulteriori esami del sangue, che il brutto male che aveva colpito questo ragazzo era totalmente sparito. Quindi ecco, preghiamo fervorosamente questo santo, anche tenendo una sua foto sotto il cuscino. Questo chiaramente non è che ci dà, non è la garanzia della guarigione, è semplicemente una speranza che rende leggero il cuore degli ammalati, no? Che spero serva a rendere più leggero il cuore degli ammalati, e se la guarigione non sarà possibile, almeno li aiuterà ad affrontare il difficile momento del trapasso con maggiore fiducia, serenità e pace. Quindi vi invito a stamparvi una foto di Saint Charbel, a tenerla sotto il cuscino, a pregare intensamente il Santo Rosario, la novena e la coroncina a Saint Charbel per ottenere tutto ciò che il vostro cuore desidera, e se non
magari la guarigione, la pace, la forza per poter affrontare il calvario della malattia. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino qui. Vi giungano tantissime benedizioni da questo santo meraviglioso e alla prossima, miei cari. Grazie veramente di tutto.